Buongiorno da Sicilia 24, i titoli del nostro telegiornale. Sara accoltellata in strada a Messina, fermato un collega universitario, rintracciato a Noto. Gli investigatori: cerchiamo il movente, non risultano denunce della ragazza. Il soccorritore dice: pensavo a un incidente stradale. La paura di Sara e delle donne quando sentono di essere in pericolo. Al nostro TG i consigli di un centro antiviolenza. 11 arresti per mafia e droga a Messina, lo spaccio della zona ionica organizzato dal clan Cappello e Cintorino. Partinico ancora sotto shock per la morte di Gioacchino Vaccaro. Oggi i fratelli Failla, indagati per omicidio preterintenzionale, si sono difesi dichiarando di avere agito per rispondere a un'aggressione. Maltempo in Sicilia, allerta arancione oggi sulle province di Catania e Messina. Chiuse le scuole con ordinanze diramate anche via social, originale quella del sindaco Trantino che ha invitato alla lettura gli studenti costretti a casa. Catania, i ragazzi raccontano il quartiere di Librino in una mostra fotografica nei 60 scatti, un misto di solitudine e speranza. Calcio, il Catania ha ritrovato la sua identità, il centrocampista rossazzurro Sturaro è intervenuto a corner. Domenica al Massimino, intanto arriva la capolista Avellino. Ben trovati, apriamo il nostro telegiornale con il dramma dell'ennesimo femminicidio, l'accoltellamento della giovane studentessa Sara Campanella a Messina. È stato fermato un 27enne indiziato di essere l'autore del delitto. Il servizio è di Francesco Triolo. Un amore non ricambiato potrebbe essere stato alla base della tragedia di Sara Campanella, uccisa ieri sera a Messina. Nella notte i carabinieri hanno fermato il 27enne Stefano Argentino, originario di Noto, paese dove è stato rintracciato dai militari. È lui il principale indiziato per il femminicidio della giovane di 22 anni di Misilmeri, studentessa del corso di laurea in tecniche di laboratorio biomedico all'Università di Messina. Da una prima ipotesi l'indagato avrebbe seguito la studentessa nella zona del Policlinico per poi percorrere insieme a lei un breve tratto di strada. Arrivati vicino ad un distributore di benzina, probabilmente dopo una discussione, l'avrebbe accoltellata al collo e alla scapola per poi allontanarsi velocemente. Fondamentali le immagini di videosorveglianza del Policlinico e degli esercizi commerciali, ma non solo. Testimoni oculari, molti dei quali coincidenti con gli amici e amiche della vittima che erano compagni di corso all'università e che hanno fornito un contributo determinante ai fini non solo della identificazione del presunto omicida, ma anche ai fini della sua successiva individuazione e localizzazione. Entrambi frequentavano lo stesso corso. Il giovane negli ultimi 2 anni aveva mostrato intenzioni nei confronti della ragazza, senza mai sfociare però in episodi violenti. La natura del rapporto è adesso al vaglio degli investigatori. Dovremo fare tutte le analisi dei dispositivi, insomma di tutto ciò che ovviamente comprendete fa parte dell'attività investigativa, quindi non sono in grado di darvi notizie in questo momento. Come è stato detto prima in conferenza stampa, non c'è stata alcuna denuncia nel tempo da parte della ragazza. Ancora invece non è stata ritrovata l'arma del delitto, il coltello utilizzato per colpire la studentessa, ma sono tanti i particolari su cui gli investigatori stanno lavorando e sono ancora segretati perché oggetto delle indagini. E abbiamo sentito una persona che ha soccorso, è stato il primo soccorritore della giovane vittima, l'ha trovata riversa per strada, ha pensato inizialmente a un incidente stradale. Sentiamo. Allora, io uscivo dal tirocinio che faccio nel reparto qua di medicina interna all'ospedale di Messina e vedo la situazione che mi sembrava un incidente stradale, vedo la ragazza a terra, che ho detto con i ragazzi di aiutarmi a girarla e metterla in posizione con le gambe alzate in antishock e cercare un attimo di capire la situazione, vedere dove perdesse il sangue, al che cerchiamo un po' in giro nel corpo e vediamo che a livello del collo ha un taglio profondo e mi faccio prestare una maglietta dai ragazzi e iniziamo a tamponare la ferita. Al che rilevo se aveva il polso, in quel momento c'era, debole ma c'era, purtroppo perdeva molto sangue, respirava a stento perché si alzava molto poco l'addome. Valutiamo un attimo la situazione, iniziamo a fare qualche ventilazione noi, meccanica, abbiamo cominciato con quello che potevamo per ridurre un po' la situazione, ma
diciamo già in quel momento a terra c'era un lago, perché ne aveva perso molto sangue, abbiamo potuto fare quello che era magari le prime manovre di primo soccorso. Sara temeva quel ragazzo come tante altre vittime di violenza, sentiva di essere in pericolo. Pensate, lo aveva confidato con un messaggio vocale a un'amica. Abbiamo contattato un centro antiviolenza che aiuta le donne a salvarsi. Adelaide Barbagallo. Vivere con la paura che quel ragazzo, quell'uomo che hai conosciuto e vuoi tenere a distanza per aver scoperto la sua ossessione e aggressività, sentire il pericolo farsi sempre più concreto, dirlo alle amiche, scriverlo sui social e temere perfino di sporgere denuncia, perché anche questo passo è difficile da compiere. Sara, l'ultimo vocale, lo ha mandato a un'amica. Sono sicura che lui mi sta seguendo. Proprio così, il suo assassino era già alle sue spalle. Da 2 anni Sara temeva quel ragazzo. Quello che noi diciamo sempre alle donne è: al primo segnale di controllo, al primo segnale che qualcosa non va, chiedere aiuto ai centri antiviolenza, che sono luoghi ai quali ci si può rivolgere con il rispetto dell'anonimato e della riservatezza, che riescono a fare anche una valutazione del rischio rispetto a quello che la donna sta subendo e attivano la rete di protezione. Questo è fondamentale e chiaramente nelle ipotesi di estrema emergenza rivolgersi alle forze dell'ordine. La morte di Sara ancora una volta scuote le coscienze. Matilde Siracusano, sottosegretario ai rapporti con il Parlamento e deputata messinese di Forza Italia, esprime il cordoglio del governo e suo personale per questa perdita assurda e inaccettabile. Il Codacons Donna sarà presente nel procedimento penale per pretendere giustizia e invoca strumenti di prevenzione efficace e una rete di protezione attiva per tutte le donne in pericolo. A Messina 11 arresti nell'inchiesta del 13 marzo che aveva svelato le organizzazioni a capo dello spaccio della zona ionica sotto l'egemonia del clan Cappello Cintorino. Il servizio. Detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Con queste accuse il GIP di Messina ha disposto misure cautelari per 11 persone nell'ambito di un'inchiesta diretta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Messina e condotta dai Carabinieri, che ha documentato l'influenza del clan Cappello di Catania nella fascia ionica della provincia messinese, che già ha consentito il 13 marzo scorso l'esecuzione di un'altra ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 25 persone. L'operazione, a cui hanno preso parte oltre 60 carabinieri, scaturisce proprio dagli interrogatori della prima operazione e le ulteriori indagini hanno permesso di documentare le condotte di altri 11 soggetti operanti nello smercio della droga, principalmente cocaina e hashish, che acquistavano le sostanze stupefacenti e poi venivano smerciate a Giardini Naxos e nei comuni limitrofi. A capo dell'organizzazione l'esponente del clan Cappello Riccardo Pedicone, già arrestato lo scorso 13 marzo, ma adesso anche fornitori di secondo piano, ovvero occasionali di sostanze stupefacenti operanti a Catania o nella zona sud della provincia di Messina. A loro si rivolgeva il gruppo quando non aveva immediata disponibilità di stupefacenti, essendo in attesa dell'approvvigionamento dei grossi quantitativi da Catania. Le indagini inoltre hanno svelato il ruolo di Carmelo Riolo, appartenente al clan Cintorino, che insieme alla compagna riforniva numerosi clienti, per lo più a gaggi, soprattutto di cocaina. Un 42enne di Paternò, siamo nel Catanese, è stato arrestato dalla polizia per rapina e lesioni personali aggravate. Si tratterebbe dell'autore del ferimento a scopo di rapina di un gioielliere lo scorso novembre a Catania. Simona Mazzone. Era stato colpito con 2 colpi di pistola alla gamba per sottrargli uno zaino, così il gioielliere si era accasciato mentre 2 rapinatori fuggivano a bordo di uno scooter. Quella rapina, commessa lo scorso 30 novembre nella zona di Piazza Corsica tra via D'Annunzio e viale Vittorio Veneto a Catania, aveva lasciato tanti punti interrogativi. Adesso quell'uomo che ha sparato ha un nome e un volto. Si tratta di un 42enne di Paternò che è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di rapina e lesioni personali aggravate, detenzione illegale di arma da sparo ed evasione, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP su richiesta della procura di Catania. Secondo l'accusa, l'uomo, a cui è contestata anche la violazione della sorveglianza speciale con l'obbligo di soggiorno a cui era sottoposto, sarebbe l'autore, con un complice ancora da identificare, di quella violenta rapina. Le indagini della questura, basate sulla visione di immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza della zona, hanno permesso di identificare il 42enne. La polizia inoltre è riuscita a individuare l'auto con cui era arrivato a Catania da Paternò per posteggiarla e successivamente utilizzare, insieme a un complice che lo guidava, uno scooter con targa clonata per commettere la rapina.
Partinico ancora sotto shock per la morte di Gioacchino Vaccaro, ucciso al termine di una rissa. Oggi l'interrogatorio dei fratelli Failla. Il servizio è di Marco Gullà. Si sono difesi, ribaltando la tesi della famiglia Vaccaro. Primo interrogatorio al Tribunale di Palermo per i fratelli Failla, indagati e in stato di fermo per l'omicidio di Gioacchino Vaccaro, l'uomo di 45 anni, morto dopo una rissa a Partinico. L'avvocato dei due fratelli sostiene che le immagini della telecamera di videosorveglianza dove è avvenuto il pestaggio certificano la tesi dei Failla, ovvero che si sono difesi perché aggrediti dai Vaccaro. Una rissa feroce, come ci ha raccontato una donna che ha assistito alla violenza. Signor? Da certo, perché io non ci avvicinava, non è che potevo stare tranquilla. Perché dato che ormai hanno tutte le cotelle appresso, però loro non avevano niente in mano. La moglie di Vaccaro è stata colta da un malore, ma adesso sta meglio. Troppo grande il dolore. Il marito aveva trovato un nuovo lavoro in un supermercato a Partinico. Era felice. Avrebbe dovuto prendere servizio in questi giorni e invece è morto in una domenica sera di follia. L'inchiesta della Procura di Palermo deve stabilire l'eventuale nesso di causalità fra le botte ricevute e il decesso. Due imprese edilizia del Palermitano avevano creato una discarica abusiva in un'area vincolata e conferivano illegalmente rifiuti anche pericolosi. Lo ha scoperto la Guardia di Finanza. Manlio Viola. Un grave rischio per l'ambiente e per gli abitanti della zona. Gestione illecita di rifiuti, alcuni dei quali anche pericolosi, comprensiva di trasporto, cessione e smaltimento di ingenti quantitativi e l'accusa mossa dalla Guardia di Finanza a due imprenditori di Partinico. Uno è finito agli arresti domiciliari, l'altro al divieto di dimora. Per entrambi è scattata l'interdizione per 1 anno dall'attività d'impresa. Sotto sequestro anche parte del complesso aziendale delle due imprese, oltre a una vastissima area di oltre 11.000 metri quadrati adibita a discarica abusiva. Nei confronti di una delle due società contestata anche la responsabilità amministrativa dal reato. La materia ambientale sicuramente deve essere affrontata come appunto è stato fatto oggi, con la dovuta attenzione e nei dovuti modi, poiché probabilmente è uno dei fenomeni delittuosi che maggiormente affligge il nostro territorio. Secondo l'accusa, le imprese, dopo aver effettuato lavori edilizi, trasportavano direttamente o indirettamente i residui di lavorazione, fra i quali anche rifiuti elettronici, Eternit, copertoni, abusivamente in quel terreno sottoposto anche a vincoli ambientali a Partinico. In questo modo risparmiavano sui costi di smaltimento, ma creando grave danno all'ambiente. Grazie alle videoriprese è stata accertata che l'area era ormai una discarica a tutti gli effetti, sia pure abusiva, nella quale conferivano anche altri 15 soggetti provenienti da diverse parti della provincia palermitana, tutti adesso sotto inchiesta. Nel solo periodo delle indagini sono oltre 633 le tonnellate di rifiuti conferite nella discarica abusiva. Adesso veniamo al maltempo in Sicilia. Oggi è allerta arancione sui territori delle province di Catania e Messina. In tanti comuni sono stati chiusi gli istituti scolastici con ordinanze diramate anche via social. Il servizio. Un 1° aprile all'insegna di temporali e vento sulla Sicilia, specie sui settori settentrionali e orientali, tanto che la Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione. A essere coinvolte le province di Messina e Catania, dove nella maggior parte dei comuni ordinanze sindacali hanno disposto la chiusura degli istituti, ma anche di parchi, cimiteri e spazi pubblici. Già mercoledì si noteranno miglioramenti e anche le temperature inizieranno a risalire e da giovedì tornerà il sole. Il maltempo ha colpito la Sicilia già da qualche giorno, dopo brevi pause quasi primaverili e un inverno freddo e piovoso. E se la pioggia può contrastare la siccità nell'isola, il problema principale resta quello delle cosiddette bombe d'acqua, che arrivano all'improvviso provocando danni e allagamenti ovunque. Le grandi città restano ancora impreparate a gestire ondate di grossa portata che sulle strade si trasformano in veri fiumi. Basta che comincia a piovere, si allaga tutto e l'acqua si infiltra ovunque. Per questo, in via precauzionale, lì dove si prevede il peggio, le lezioni vengono sospese. E già ieri pomeriggio, al primo sentore di chiusura dei plessi scolastici, era un via vai di messaggi WhatsApp tra gli studenti increduli e più propensi a pensare che si trattasse di un pesce d'aprile, subito smentiti, come accade nell'era dei social, dai siti istituzionali. A Catania anche lo stesso sindaco trentino ha pubblicato l'ordinanza sul suo profilo, arricchendola con un originale consiglio e l'augurio che i nostri ragazzi si possano dedicare meno ai social e più alla lettura di testi come Lo spazio umano di Alessandro Barbero o I ricordi di Marco Aurelio.
Lo scandalo sanità a Trapani, da oggi nuovo corso con l'insediamento di Palazzolo all'ASP. Intanto arriva la lode alla professoressa Gallo da parte del ministro Valditara, che scrive alla docente: coraggio che ispira l'Italia. Il servizio è di Laura Spanò. Primo giorno da legale rappresentante dell'ASP di Trapani per Danilo Faro Palazzolo, già direttore amministrativo della stessa azienda sanitaria. Era stato l'ormai ex direttore generale Croce che lo aveva delegato alle funzioni di legale rappresentante dell'azienda in caso di assenza o impedimento. Sotto la lente di ingrandimento della Regione, intanto, ci sono al momento le 28 delibere firmate da Croce appena prima di lasciare l'incarico. E intanto il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara scrive una lettera personale riconoscendo il coraggio alla professoressa Maria Cristina Gallo, docente di Mazara, perché ha saputo trasformare il suo dolore personale in impegno civile e per questo, scrive Valditara, merita il plauso dell'intera comunità scolastica. Il suo impegno e la passione per l'insegnamento sono un esempio. La professoressa Gallo è diventata il volto di una denuncia che ha scoperchiato uno dei più grandi scandali sanitari degli ultimi anni in provincia di Trapani, ritardi fino a 10 mesi nei referti istologici da parte dell'ASP. La risposta della docente è stata commossa e ferma: faccio solo il mio dovere con amore e per amore del bene. La sua denuncia alla procura di Marsala ha acceso i riflettori su una situazione esplosiva: oltre 3.300 referti accumulati e ritardi fino a 10 mesi. Gli ispettori della regione prima e del Ministero della Salute dopo hanno confermato gravi inefficienze. E a Catania non si terrà un nuovo processo per la morte di Filippo Raciti, l'ispettore di polizia deceduto il 2 febbraio del 2007 negli scontri tra forze dell'ordine e Ultra, mentre allo stadio Angelo Massimino si giocava il derby con il Palermo. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Messina, che ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione presentata dall'avvocato Giuseppe Lipera, difensore di Antonino Speziale, che è stato condannato per omicidio preterintenzionale. Ci fermiamo per una pausa. Torniamo tra poco. Seconda parte di Sicilia 24. Nel pomeriggio di oggi la Giunta regionale darà il via libera al piano d'emergenza proposto dal sindaco Cateno De Luca dopo la chiusura almeno per 3 mesi della via d'accesso a Taormina dal lato nord. I lavori rischiano di compromettere la stagione turistica. Luca Ciliberti. Il piano ad hoc di emergenza chiesto dal sindaco Cateno De Luca per Taormina sarà esaminato nel pomeriggio dalla giunta regionale convocata da Schifani. Il presidente ha assicurato massima disponibilità ed è quasi scontato un esito positivo, perché c'è il rischio reale di compromettere la stagione estiva del luogo simbolo del turismo alto spendente in Sicilia. La giunta regionale esaminerà la nostra richiesta al fine di definire lo stato di emergenziale che abbiamo chiesto con tutte le misure che ne conseguiranno. Il costone roccioso che sovrasta la via Garipoli, unico accesso da nord alla città, rischia di crollare e necessita interventi urgenti di messa in sicurezza. La strada è stata chiusa e resterà interdetta per circa 3 mesi. Nei giorni scorsi è stato realizzato un bypass attraverso la via Sant'Antonio, una stradina che non consente però il transito dei veicoli in entrambi i sensi di marcia. E sin da subito si sono creati disagi e ingorghi. Il sindaco De Luca ha individuato soluzioni in 2 fasi, sia emergenziali sia strutturali, con una specifica disciplina normativa e regionale, con le adeguate coperture finanziarie e procedure amministrative semplificate e derogatorie, con un apposito commissario che traduca in azione l'intera strategia. Aree di sosta dedicate, parcheggi scambiatori a bassa quota e ingressi contingentati. Emergenza a Taormina, alle porte della stagione estiva, parlerà oggi Eva Spampinato all'interno di Sicilia 24 Focus, subito dopo il nostro telegiornale. Ospiti della collega, il sindaco di Taormina Cateno De Luca, l'assessore alla viabilità del comune di Giardini Naxos Pietro Aci e Carmelo Pintaudi, presidente dell'associazione imprenditori di Taormina. Potrete inviare le vostre domande con un messaggio di testo al numero WhatsApp 342 7455 005. Vi ricordo che la trasmissione, oltre che su Telecolor, andrà in onda in streaming su lasiciliaweb.it. E adesso a Catania i ragazzi raccontano il quartiere di Librino, lo fanno in una mostra fotografica davvero molto suggestiva. Giusy Lazzara.
Tanti gli sguardi su Librino, il megaquartiere di Catania raccontato con i 60 scatti dei ragazzi che vivono nel quartiere. Le foto sono in mostra nel centro Libera Talenti Librino, in uno spazio dedicato all'Orio, funzionale e fresco come deve essere un luogo di accoglienza. Sono stati gli stessi giovani, più di 90 riuniti in una giuria, a decretare il vincitore. Il primo premio lo ha vinto Christian Sabstier, 17 anni, e una vera passione per le immagini. Sembra un non finire. Quindi tipo un orizzonte. Dove siamo qui a Librino? Questa qua è la rotonda del San Marco. Di solito questa rotonda non dice niente, però in questa foto anche questa parte scura contro il contrasto del colore del cielo è molto bella. Non ci sono filtri, le foto parlano di solitudine, di amicizia e di speranza, e c'è lo sguardo fresco di chi, nonostante il degrado, vede anche la bellezza. È stato sorprendente entrare nel loro mondo. Sì, c'è un momento in cui raccontano molta solitudine e forse è qualcosa che ha origine in questi anni e che accomuna molto i ragazzi, per cui è nato proprio Libera Talenti di Librino, per dare risposta a questo. Ma c'è uno sguardo, c'è molto orizzonte, molto cielo, ci sono le relazioni, ci sono molti colori, c'è proprio una capacità di cercare la bellezza. A Librino c'è spazio per giocare e vivere nelle piazze appena ristrutturate, in una palestra nuova, luoghi dove crescere in libertà. Ci fermiamo ancora, c'è un'altra pausa, poi il calcio. Siamo al calcio, il Catania che proviene da 3 partite in cui non ha subito gol, domenica troverà al Massimino la capolista Avellino. Intanto ieri Sturaro nel corso di corner ha parlato del momento del gruppo etneo dicendo che la squadra ha ritrovato la propria identità. Marco Carli. 3 partite, le ultime senza subire gol. Il Catania è tornato solido per merito di tutti, dalle prestazioni di Dini e della difesa fino ad un centrocampo che copre e propone. E fra i centrocampisti che sono tornati a disposizione, anche se ancora non impiegato, c'è Sturaro, che nel corso di corner ha ribadito il concetto della solidità ritrovata, quella che si era vista solo in avvio di torneo. Se vi ricordate, all'inizio noi avevamo un'identità. Perché? Perché abbiamo fatto comunque il ritiro, abbiamo fatto un percorso che ci ha portato a fare bene l'inizio di stagione. Poi abbiamo avuto questo periodo e adesso finalmente stiamo di nuovo ritrovando una nuova identità. L'ex Juve Genoa conferma la ritrovata compattezza del gruppo e individua le differenze rispetto all'anno scorso. Sicuramente nella professionalità, sicuramente nell'amore per il proprio lavoro e per cercare di far bene in una piazza importante. E in vista della partita con l'Avellino è tornato fra i compagni anche Inglese. Ovviamente se ne devono valutare al meglio le condizioni, anche Sturaro sa quanto l'attaccante possa essere decisivo per la fase finale della stagione. Dunque, proprio come nel caso del centrocampista, sono state usate, e lo saranno ancora, tutte le cautele. Sì, Roberto si è allenato con noi, sta bene, avrà sicuramente bisogno di un periodo di adattamento e credo che ormai a questo punto l'approccio sia cauto anche con lui, sarà sicuramente dei nostri. Non so se sarà domenica o quella dopo, però sicuramente è dei nostri. E con questo servizio si chiude Sicilia 24, il prossimo appuntamento con l'informazione alle 19. Vi lascio con Eva Spampinato e Sicilia 24 Focus. A tutti buon pomeriggio.